Ausiliatrice, Vergine bella, di nostra vita, tu sei la stella, tra le tempeste, ne guida il cuore di chi ti chiama, Madre d'amore. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era di principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta
Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Vergine alla cugina Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria a Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù bambino nella grotta di Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione al Tempio di Gesù bambino. Padre nostro che sei Sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla Gesù che viene ritrovato da Maria e Giuseppe mentre discuteva nel Tempio con i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus,
Exules figli di Eve, a te sospiramus, gemente semblente, in lacrimarum valle. Eia eremus, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesus, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici, o Dio Padre Celeste, abbi pietà di noi, o Dio Figlio Redentore del mondo, abbi pietà di noi, o Dio Spirito Santo, abbi pietà di noi, Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre purissima, prega per noi, Madre castissima, prega per noi, Madre inviolata, prega per noi, Madre intemerata, prega per noi, Madre amabile, prega per noi, Madre ammirabile, prega per noi, Madre del buon consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, Prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Vergine prudentissima, prega per noi, Vergine veneranda, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Vergine clemente, prega per noi, Vergine fedele, prega per noi, specchio della giustizia, prega per noi, sede della sapienza, prega per noi, causa della nostra letizia, prega per noi, vaso spirituale, prega per noi, vaso onorabile, prega per noi, vaso insigne di devozione, prega per noi, rosa mistica, prega per noi, torre di Davide, prega per noi, torre d'avorio, prega per noi, casa d'oro, prega per noi, arca dell'alleanza, prega per noi, porta del cielo, prega per noi, stella del mattino, prega per noi, salute degli infermi, prega per noi, rifugio dei peccatori, prega per noi, consolatrice degli afflitti, prega per noi, aiuto dei cristiani, prega per noi, regina degli angeli, prega per noi, regina dei patriarchi, prega per noi, regina dei profeti, prega per noi, regina degli apostoli, prega per noi, regina dei martiri, prega per noi, regina dei confessori, prega per noi, regina delle vergini, prega per noi, regina di tutti i santi, prega per noi, regina concepita senza peccato originale, prega per noi, regina assunta in cielo, prega per noi, regina del Santissimo Rosario, prega per noi, regina della famiglia, prega per noi, regina della pace, prega per noi. agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Perdonaci, o Signore, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi, prega per noi Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. preghiamo. Concedi a noi tuoi servi, o Signore Dio, continua sanità di anima e di corpo. Per l'intercessione della gloriosa Sempre Vergine Maria, liberaci dalle tristezze presenti e facci gustare la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice e per l'acquisto delle sante indulgenze. Padre nostro Che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo ora per quanti sono morti in questa giornata come nelle settimane precedenti a causa della pandemia del coronavirus. Preghiamo per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno Riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, che riposino in pace. Amen. Vi potete accomodare. Sedersi? No, accomodare, sedersi. Sta bene che si sta. All'inizio di questo momento di preghiera così bello e così significativo per noi, abbiamo invocato Maria con il canto e soprattutto con il titolo di Ausiliatrice, che significa Maria, aiuto dei cristiani. Così anche l'abbiamo invocata nelle litanie lauretane proprio poco fa, a cui abbiamo risposto prega per noi. Lo abbiamo fatto proprio nella giornata che è dedicata al ricordo della Madonna Ausiliatrice. Per dovere di cronaca e per essere precisi, la giornata della sua memoria cadrebbe di per sé il 24 di maggio. Oggi siamo il 25. Quest'anno, infatti, il 24 maggio, cioè ieri, cadeva la solennità dell'Ascensione e nel calendario liturgico le solennità del Signore hanno, per così dire, la precedenza, vengono prima rispetto a quelle della Beata Vergine. Così questa festa, proprio quest'anno, a causa di questa eccezionalità, è stata trasferita alla prima data utile, che è appunto quella di oggi, del 25 di maggio. Si tratta di una devozione, quella all'Ausiliatrice, a Maria come aiuto dei cristiani, che ha da sempre accompagnato tutti i cristiani di ogni tempo e di ogni luogo, e continuerà a farlo ieri come oggi, anche domani. E di per sé c'è proprio la data del 24 maggio che è significativa, come abbiamo detto, perché proprio in questa giornata, nel 1817, risale un fatto miracoloso che avvenne a Roma. All'epoca la Chiesa era governata dal Papa Pio VII, il quale in quel tempo si trovava prigioniero. Si trovava in carcere, e il popolo di Dio, che notò naturalmente di essere come pecore di un gregge senza pastore, iniziò a elevare ferventi preghiere al Signore proprio per intercessione di Maria. E il 24 di maggio dell'anno 1817 si ebbe il miracolo. Improvvisamente e inspiegabilmente il Papa venne liberato, non fu prigioniero e poté in questo modo tornare a Roma e poté tornare come buon pastore tra le sue pecore. E da quel momento in poi Papa Pio VII scelse proprio questa data per commemorare questo miracolo e di cui fu protagonista, e lo consacrò proprio al ricordo della Beata Vergine Ausiliatrice, aiuto dei cristiani. Poi sappiamo come
la Madonna Ausiliatrice fosse molto cara alla figura di San Giovanni Bosco e ancora oggi proprio l'Ausiliatrice è patrona di tutta la famiglia salesiana. Noi in questa giornata così bella vogliamo proprio invocarla particolarmente, la Beata Vergine, col titolo di Ausiliatrice, di aiuto dei cristiani. E nel farlo vogliamo presentare e portare dinanzi al suo cospetto, perché ella le presenti a Dio, alla sua maestà, tutte le nostre preghiere, tutti i nostri sogni, tutti i nostri desideri, tutti i nostri progetti. In particolare io, e spero di interpretare anche i vostri sentimenti, questa sera vorrei portare a Maria, perché le presenti a Dio, due intenzioni di preghiera. La prima è che Maria, il Signore, per intercessione di Maria, possa liberarci dai mali e dalle tristezze del tempo presente, proprio come abbiamo fatto nella preghiera conclusiva al termine delle litanie. E Dio solo sa appunto quanto male, quante tristezze il tempo presente ci stia riservando e ci stia facendo, ahimè, anche assaporare. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, che questa onda di morte, di desolazione, di distruzione che la pandemia del coronavirus ha portato in mezzo a noi abbia a cessare una volta per tutte, perché davanti a noi si apra un tempo di ricostruzione sociale, di ricostruzione, perché no, anche culturale e soprattutto economica, e perché questo tempo di ricostruzione possa trovare in noi degli autentici collaboratori, e per questo invochiamo Maria. Ma c'è anche un'altra intenzione di preghiera che forse, se mi permettete di dire, è ancora più importante di questa prima. Vedete, quando noi veniamo davanti a Maria portiamo sempre, come è giusto, le nostre preghiere, soprattutto accendendo una candela davanti a lei, chiediamo che il Signore possa esaudirle queste preghiere. E queste preghiere molte volte sono preghiere che riguardano richieste di beni materiali, richieste di beni che certamente sono importanti e che fanno la nostra felicità, ma che fanno la nostra felicità forse solo un poco. Ecco che quando andiamo davanti alla Madonna, fratelli e sorelle, ricordiamoci di chiedere non solo i beni materiali, ma ricordiamoci di chiedere al Signore, per sua intercessione, i beni spirituali, che sono i beni fino a prova contraria più importanti della nostra vita. Io segnalo due beni che dobbiamo chiedere, mi raccomando, ricordatevelo quando vi presenterete davanti a lei. Il primo bene spirituale da chiedere al Signore è, per il bene della nostra anima, la salvezza della nostra anima. E perché la nostra anima possa essere salvata da Dio, perché questo dono viene da Lui ed è un dono che dobbiamo conquistare, dobbiamo chiedere a Maria anche che con la nostra buona volontà, ma anche con la grazia di Dio, possiamo essere sciolti dalle catene che ci tengono schiavi dei nostri peccati, che ci tengono schiavi delle nostre mancanze. Ecco, queste sono le cose che noi in modo particolare, non una volta sola e basta, ma ogni volta dobbiamo chiedere a Maria, quando ci presentiamo a lei, quando andiamo in chiesa, accendiamo una candela per noi, per i nostri cari. Questo è quello che noi dovremmo fare a Maria, con Maria, quando la preghiamo nella recita del Santo Rosario, nelle preghiere del mattino, nelle preghiere della sera. E questo dono della salvezza delle nostre anime,
che si attua nel momento in cui noi riusciamo a dire di no al male, al peccato, non è qualcosa che dobbiamo chiedere solo per noi, per i nostri cari, per i nostri familiari, per le persone a cui vogliamo bene, ma lo dobbiamo chiedere in modo particolare per chi ci fa del male. Lo dobbiamo chiedere e implorare dal Signore, per intercessione di Maria, soprattutto per i nostri nemici. Questo dono lo dobbiamo chiedere a Maria, a Dio, scusate, per sua intercessione, soprattutto per tutta l'umanità, che è quello che Maria chiese, se ricordate, ai 3 pastorelli durante le apparizioni di Fatima. 100 anni dopo, infatti, esattamente di Pio VII, e cioè nel 1917, quando propose attraverso i 3 pastorelli a tutta la Chiesa di inserire nella preghiera del Santo Rosario quella formula che diciamo alla fine di ogni decina, no? Dopo il Gloria diciamo: "O Gesù", adesso mi sfugge. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Ecco, questo è il vero dono che noi dobbiamo chiedere al Signore per intercessione di Maria. Vengono anche sono importanti, come è giusto che sia, anche tutte le cose a livello materiale che chiediamo, ma non dimentichiamoci mai che lassù andremo con la nostra anima, non con i nostri campi, con le nostre ricchezze, con il nostro oro, ma andremo con la nostra anima, e sarà proprio quella che sarà decisiva per la nostra salvezza, o speriamo di no, però lo dobbiamo dire, per la nostra condanna. E allora adesso ci alziamo in piedi e invochiamo dal Signore, per intercessione di Maria, la sua santissima benedizione, che sia per tutti noi e per tutta l'umanità di incoraggiamento per salire al cielo e per percorrere in questo modo quella via che Gesù è venuto a rivelarci, è venuto ad insegnarci. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Prima di chiudere con l'antifona mariana propria di questo tempo di Pasqua, Regina Celi, voglio ringraziare tutti gli amici di Marina che ci hanno aiutato a pregare questa sera e che hanno realizzato ancora una volta questo bellissimo altare che ha ospitato il simulacro della Beata Vergine Maria. Insieme con noi ci siamo sentiti in comunione anche con tutti i cristiani di Villanova, di Giussango, di Lugugnana, di Castello e di Brussa. Vi ricordiamo che la preghiera naturalmente continua anche domani con la celebrazione delle Sante Messe agli orari che sono noti e che sono ripartite con la presenza del popolo, e poi con la recita del Santo Rosario domani sera alle ore 20:30. Regina Celi, splendere, alleluia, qui nacque eroisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixi, alleluia.